Importantissima importante che subito da città la presenza di un Atlant internazionale, mondiale, di lingue che si chiama in pericolo di estinzione. Si chiama Atlas of the World's Endangered Languages, che è proprio un Atlant di lingue in pericolo, e è un atlas realizzato dall'UNESCO. Perché? Perché l'UNESCO, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, si è accorto che erano a scomparire la diversità biologica, che erano a scomparire i patrimoni materiali come i palazzi, i ca, i jazz storici, ma che nel mondo era a scomparire anche un po' la cultura, i lingue, la maniera di parlare, la conoscenza artistica, artigianale. E dunque hanno istituito proprio una maniera per registrare, controllare e sostenere. Per fare in maniera scientifica. Esattamente, di maniera scientifica, di registrare, di verificare un po' quali sono le lingue del mondo. E l'UNESCO ha riconosciuto proprio la lingua che si andrà a parlare mieti. O mi e lui, se no sempre di dac del T. Dal momento che è di malami, poi di dac del T. E dunque l'UNESCO chiama la nostra lingua lombarda e la codifica con un codex ISO internazionale, International Standard Organization, codificata con un codex, un numero, perché